Dopo il Friuli Venezia Giulia, l'Associazione Italia Futura, presieduta da Luca Cordero di Montezemolo, si espande anche in Veneto. 3 i coordinatori regionali: Jacopo Silva, 38 anni, ingegnere e imprenditore padovano, vicepresidente di Confindustria. Rispondere ai personalismi che ci hanno tenuto fermi cercando chissà quale leader per 20 anni è ritrovare tutti la voglia di impegnarsi per il bene comune e per il futuro. Ritrovare tra la gente, perché la gente ce l'ha la voglia di ragionare su come fare, su quali cose fare, sull'appassionarsi alla politica, perché la risposta all'antipolitica è la buona politica. Andrea Causin, veneziano di Martellago, ha 39 anni ed è il secondo coordinatore regionale veneto. Ha avuto una lunga militanza nelle ACLI e nel PD, dal quale è uscito qualche anno fa. Dal 2005 è consigliere regionale, dove ora siede tra i banchi del gruppo misto. La politica ha fallito, ha fatto un indebitamento pubblico molto alto, ha indebitato le future generazioni. Ecco. Serve una politica diversa, una politica nuova, e questo è il nostro compito. Poi come lo faremo, insomma, vedremo i prossimi mesi come funziona l'iniziativa. Noi riteniamo invece che ci siano delle persone che oggi sono fuori dell'agone politico che possono essere protagonisti. Terzo coordinatore regionale il veronese Manfredi Ravetto. A battezzare il ramo veneto di Italia Futura è stato Federico Vecchioni, coordinatore nazionale dell'associazione, di origini padovane. Nel direttivo regionale ci sono anche i trevisani Diego Bottaccin, Maria Gomierato e Gildo Salton, i veneziani Alessio Vianello e Enrico Zanetti e i padovani Bruno Bandoli e Benedetta Nicolini, quest'ultima con un passato in Forza Italia.